La squadra mobile di Catanzaro ha eseguito 10 provvedimenti di arresto a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di associazioni mafiose e traffico illegale di sostanze stupefacenti e considerati appartenenti alla cosca Ariola, attiva nei comuni delle Serre Vibonesi e con canali di approvvigionamento degli stupefacenti in Olanda ed Albania. Ad alcuni degli indagati è contestato inoltre il concorso nel reato di duplice omicidio a carico dei fratelli Vincenzo e Giuseppe Loielo, rispettivamente di 46 e 44 anni, esponenti della cosca avversa degli Ariola, ed uccisi a Gerocarne nel Vibonese il 22 aprile del 2002. Con gli arresti di oggi sono stati svelati alcuni risvolti di una faida ventennale, la cosiddetta faida dei boschi, che ha insanguinato brutalmente le montagne delle Serre Vibonesi. Il capo della polizia Antonio Manganelli è stato ospite ieri pomeriggio nel giardino di Pitagora per partecipare alla nona edizione degli incontri pitagorici di cardiologia organizzati dall'Ordine dei Medici di Crotone in collaborazione con l'Università degli Studi di Catanzaro, l'ASP di Crotone e il Simposio degli Internisti della Magna Grecia. Dopo l'intervento di Santo Vazzano, presidente del consorzio Giobel che gestisce il giardino di Pitagora, c'è stata la relazione del prefetto Manganelli, che ha trattato i temi della giustizia e della legalità. Incontri con gli autori, talk show con gli interpreti delle fiction più seguite dal pubblico, lezioni di letteratura gialla per le scuole. Per i 50 anni di Diabolic la mostra Una vita in nero. Genova dagli stretti intricati, affascinanti e misteriosi, Milano per le sue larghe strade e le sue case di ringhiera. Napoli e Palermo, distanti geograficamente ma per più versi simili. La Roma e la Firenze del 400, fino ad Atene, a Santiago de Compostela. E poi la provincia, universo peculiare nel quale si celano intrighi, misteri e verità nascoste. Tutti luoghi città del mistero, fil rouge, più appropriamente noir, ad unire una serie di eventi che animeranno il Festival del Giallo organizzato dalla provincia di Cosenza e dal suo assessorato alla cultura. In programma dal 19 al 21 ottobre, presentato alla stampa dall'assessore Maria Francesca Corigliano, insieme al direttore artistico Cristina Marra. Presenti la dirigente del settore cultura Maria Francesca Gatto e la responsabile del servizio cultura Cristina De Cicco. Ripartire dall'uva e dal vino dando il giusto spazio ai veri protagonisti della sagra, facendo nel contempo rivivere le tradizioni del territorio. Queste le intenzioni dell'associazione culturale Vivi Donnici che organizzerà l'edizione di quest'anno Sapori d'autunno. Accanto all'allestimento degli stand, il programma prevede numerosi concerti di musica rock, classica e jazz. Esibizioni di artisti di strada, esposizioni di opere pittoriche, ma anche mostre degli antichi mestieri, i giochi popolari delle contrade e il paio degli asini che mancava da diverse edizioni.